Città metropolitana di Genova ha ottenuto un finanziamento dal Ministero per la transizione ecologica per il progetto dell'Agenda metropolitana sostenibile. Una delle ultime attività che ha portato a termine è quella di una scuola per la manutenzione e il restauro dei pavimenti tipici della tradizione ligure, che sono i risseux. Ci troviamo qua in un contesto molto bello, quello di Palazzo Reale, dove sono presenti alcuni esempi di risseux della tradizione genovese che per i giovani allievi che hanno seguito il corso organizzato da Città Metropolitana insieme a Scuola Edile Genovese e con la collaborazione dell'Arcidiocesi, per poter vedere insieme quelli che è uno degli esempi più belli di questi mosaici della nostra tradizione. Abbiamo già spiegato le tecniche di base per avvicinarsi e per poter iniziare questo mestiere. In questo caso mi dedicherò tanto a fargli vedere, oltre le tecniche di base, ma le attenzioni che hanno avuto gli antichi maestri proprio nel disporre le pietre, perché la decorazione non è solo data dal colore o da quello che è stato disegnato che vogliamo raccontare, ma anche l'andatura delle pietre, cioè la disposizione delle pietre che accentuano di più, come vediamo qua in alcuni dettagli, accentuano e danno anche profondità alla decorazione. Quindi spiegherò come e spero di riuscire a trasmettergli quello che è la sensibilità che devono avere, cioè questo mestiere per farlo bene o cercare di farlo bene e imparare bisogna avere tanta passione. Questi ragazzi con noi, grazie alla Città Metropolitana, stanno facendo un percorso di 42 ore per il recupero della pavimentazione risseux. Il risseux è un'antica tecnica che viene sviluppata proprio qui in Liguria. Ci sono delle testimonianze bellissime. Abbiamo fatto un sopralluogo all'Acquasanta, dove proprio ci sono ancora delle vecchie lavorazioni che adesso i ragazzi cercheranno di andare a recuperare, anche grazie a quella che hanno imparato qui nelle nostre 42 ore di formazione. È sempre bello mettersi a confronto anche con persone che vengono da paesi diversi dal nostro. E in più ho visto il fatto prima di lavorare nel piccolo, però poi secondo me gli è stato più stimolante per loro vederlo in grande, cioè un lavoro poi svolto in grande dà sempre un altro tipo di obiettivo e quindi si sono aiutati, si sono impegnati, cioè vedo che comunque fanno squadra, ecco, quindi è bello. Purtroppo c'è la difficoltà per quanto mi riguarda della lingua però manualmente con i gesti ci si capisce sempre, quindi devo dire che secondo me è un'esperienza che a loro è piaciuta. Sarebbe bello poter veramente fare un progetto più grosso con più tempo perché apprendano al meglio, ecco, e dargli una possibilità in più, ecco. Noi abbiamo partecipato proponendo il restauro di una parte del santuario dell'Acquasanta e di un edificio limitrofo al santuario. Quello che abbiamo voluto proporre in questa riqualificazione è stato anche il progetto di autocostruzione, cioè dare la possibilità di usufruire di spazi abitativi in cambio dell'autocostruzione, cioè di lavoro sul posto nel quale appunto sarebbero stati ospitati.